Lo strazio di Roncade per l'ultimo saluto a Carlo Panizzo, il bimbo di 6 anni morto a Cavallino Treporti. Ci rendevi tutte persone migliori, ha detto il papà in una lettera. Carletto sapeva amare come ama Dio. I carabinieri di Noale hanno salvato una ragazza che voleva buttarsi dal sottopasso dell'autostrada sul passante di Salzano. Dramma sfiorato ad Una Verde, un catamarano sportivo si è rovesciato al largo e i bagnini eroi sono riusciti a mettere in salvo lo skipper. Speedline, dopo le dichiarazioni del ministro Urso interviene la CISL che dice la cessione è la strada giusta, in gioco non c'è soltanto un marchio storico ma anche la tenuta occupazionale. Degrado e siringhe sul Sagrato, il parroco si ritrova costretto a fare anche il netturbino. Accade a Marghera ormai con frequenza, fenomeno dovuto allo spaccio troppo radicato, dice Don Mauro. Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, ha convocato un incontro urgente il 25 agosto per discutere della situazione della CAM, azienda storica del territorio. Spettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in apertura di questa edizione veneziana dei nostri telegiornali con un incidente gravissimo che si è verificato poco fa a Santa Maria di Sala. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il SUEM 118. Un bambino è stato investito, si trovava a bordo della sua bicicletta, un bimbo di 6 anni. Le sue condizioni sono gravissime. L'incidente appunto è avvenuto nel territorio di Santa Maria di Sala sulla strada regionale noalese all'altezza del negozio Prisma all'incrocio con via Cognaro. Il bimbo stava pedalando accanto alla mamma di 36 anni, entrambi sono cittadini ucraini e si trovavano sulle strisce pedonali quando sono stati centrati dall'auto condotta da un 25enne del posto, un 25enne veneziano che si è fermato subito a prestare soccorso. Da lì quindi la mobilitazione di uomini e mezzi a Santa Maria di Sala con il bimbo che è stato portato via con l'elicottero all'ospedale di Padova in codice rosso. Le condizioni sono critiche. La mamma invece è rimasta illesa. Così dunque poco fa nel tardo pomeriggio a Santa Maria di Sala. In apertura, in primo piano, non potrebbe essere altrimenti lo straziante addio oggi a Carlo Panizzo, per tutti Carletto, il bimbo morto lunedì scorso, il lunedì della scorsa settimana a Cavallino Treporti. Questa mattina centinaia di persone hanno voluto salutarlo per l'ultima volta. Sono papà Fabio e mamma Dana a portare il loro Carletto fino al carro funebre, sorretti da centinaia di persone, dentro e fuori la chiesa di Roncade, familiari, amici, conoscenti, intere comunità che si sono strette nell'ultimo saluto al piccolo, trovato morto annegato nel mare di Cavallino Treporti dopo un'angosciante mobilitazione. Aveva compiuto da pochi giorni 6 anni. Per salvarlo si era formata una vera e propria catena umana, fatta di gente comune, un abbraccio che continua anche nel giorno dell'addio. Presenti ai funerali tra i tanti gli uomini della Capitaneria di Porto, le polizie locali, l'associazione Carabinieri, i Boy Scout, i sindaci di Roncade, Cavallino, il vice sindaco di Vedelago. A tutti loro è andata la gratitudine dei genitori con papà Fabio che ha scritto e letto una lettera intrisa di amore, proprio quell'amore che Carlo donava in maniera illimitata. Perché Carletto sapeva amare come ama Dio. Chi ha avuto la benedizione di aver vissuto con Carletto ha già capito il lo scopo. Parlo dell'amore vero, non lo so, cioè, quello incondizionato. Una marea di affetto, un'immagine che lo stesso Fabio usava spesso descrivendo il suo piccolo Carlo. Carletto è come la marea, il suo amore sale piano piano, perché Carletto è timido e scrittoso, ma poi sale sempre più fino a riempirti completamente. Tanto che non riesci più a farne a meno, a tal punto che, ed è qui che scatta la magia, inizia a imitarlo. Ci rendevi tutti delle persone migliori.
Quella marea, ha continuato il papà, che poi ti ha restituito dopo che la corrente ti aveva trascinato via. Parole che toccano il cuore, come la richiesta di mandare un bacino al cielo. Carletto voleva vedere tutti felici. Sono stata cieca e sorda, il messaggio della mamma. Per questo oggi vi dico: usate gli occhi per vedere davvero, non limitatevi a guardare, usate le orecchie per capire e non solo ascoltare. Sul ruolo dell'educazione, che comporta sempre responsabilità e rischi, si è soffermato Don Marcello. Di certo era un bimbo speciale Carlo Panizzo, non solo per mamma e papà, così le sue maestre. Era un bambino solare, era un bambino che stava vicino a tutti i bambini, li aiutava, non c'era bisogno di dirgli cosa doveva fare, sapeva lui che cosa doveva fare e faceva sempre la cosa giusta. Aiutava gli altri, veramente un angelo, ha fatto un miracolo in noi e questo miracolo dovrà continuare anche quando faremo l'ingresso in classe. E questo dolore che portiamo dentro lo dobbiamo trasformare in gioia, perché lui amava la gioia. E c'è l'impegno di due comunità, Roncade e Cavallino Treporti. Carletto, dicono i sindaci, non sarà dimenticato. Carlo non sarà dimenticato da tutta la comunità, da tutti i cittadini che, come ripeto, si sono stretti in un grande abbraccio in questi giorni e soprattutto in questa mattinata. È un impegno umano prima che politico, amministrativo, quello del sindaco di Roncade Marco Donadel, comunità che da giorni sta facendo i conti con la perdita di Carlo Panizzo. Per tutti Carletto, con il comune che sta supportando anche un percorso di rielaborazione del lutto. È un'attività che ha messo in piedi da subito la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo a supporto degli insegnanti, dei genitori, dei compagni di Carlo, quindi è un'iniziativa lodevole che troverà anche il nostro supporto in futuro con altre iniziative. Un dolore che unisce Roncade, dove è stato proclamato il lutto cittadino, a Cavallino Treporti, teatro del dramma, ma anche di una solidarietà straordinaria. È una tragedia che ci ha scosso e quindi il nostro dolore l'abbiamo manifestato venendo qui oggi e anche confidando che la fede possa dare serenità a questa famiglia. Che il grazie del papà sia condivisibile e noi ringraziamo la famiglia per il grande messaggio che ci ha comunicato oggi di speranza. A salutare Carletto poi la comunità evangelica di Sant'Avona con il suo coro che ha intonato i canti che tanto piacevano al piccolo. Tutti avevamo proprio questo amore per lui, perché era sempre in braccio di suo papà. Aveva proprio 2 o 3 anni quando suo papà ha cominciato a frequentare la chiesa, e perciò era proprio una perdita per tutti noi. L'impegno per tutti è quello di non lasciare sola la famiglia. Ai funerali anche l'amministrazione di Vedelago, paese in cui Fabio Panizzo ha un'attività. Pure qui Carletto già si era fatto voler bene. Oggi credo che non sia solo Vedelago e Roncade, ma credo tutta l'Italia si stringa attorno al piccolo Carlo, che oggi è il fratellino, il nipotino, l'amichetto di tutti. Quindi in forza la mamma e papà, giorni duri, cercheremo di stare vicino. È ricoverata in rianimazione, dove si trova da lunedì, quando è stata colpita da un malore in spiaggia ad Una Verde. Le speranze per la 14enne residente in Lombardia sono sempre più flebili. La giovane da qualche giorno non stava bene, lunedì pomeriggio la situazione è peggiorata, tanto da allertare i soccorsi. Arrivati in ospedale a San Donà di Piave, le sue condizioni sono risultate fin da subito gravissime, da qui la decisione dei medici di elitrasportarla al Cafoncello di Treviso. La ragazzina si trovava ad Una Verde in vacanza con i genitori. I carabinieri hanno salvato una ragazza che voleva buttarsi dal sottopasso dell'autostrada. Siamo nella zona del passante di Salzano. Ilaria Marchiori. Una 26enne in preda al panico ha chiamato i carabinieri di Noale chiedendo aiuto perché l'amica voleva buttarsi dalla rete di delimitazione del sottopasso dell'autostrada lungo il passante di Salzano. Giunti sul posto nella notte tra lunedì e martedì, i militari hanno visto la giovane donna proprio nel punto in cui l'amica aveva segnalato che l'avrebbero trovata.
Con calma, mentre lei era sempre più in bilico e a rischio caduta in mezzo al traffico, le hanno detto che non era più sola e che erano lì per ascoltarla e trovare una soluzione a ciò che la stava affliggendo. Le hanno spiegato che chi le voleva bene era molto in ansia per lei e aveva chiesto il loro aiuto per andare in suo soccorso. Gli operatori hanno cercato di instaurare un dialogo senza interromperlo, lasciandole spazio per parlare, mettendola a suo agio fino a cercare di avvicinarsi senza spaventarla e riuscire a fare in modo che afferrasse almeno la mano dei soccorritori. Poi, con un movimento veloce e sicuro, l'hanno afferrata senza mai mollare la presa, fino a quando non l'hanno fatta rientrare dalla ringhiera e messa a sedere, sempre sostenendola, per poterla poi affidare alle cure dei medici. Sempre per la cronaca, una pattuglia della Polizia Stradale di San Donà di Piave ha arrestato un passer straniero per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nello specifico, durante un'attività di vigilanza lungo la 4, ha fermato alla barriera di Venezia Est un veicolo con targa italiana. A bordo, oltre all'autista, c'erano 5 persone di nazionalità straniera e dagli accertamenti effettuati è emerso che i passaporti in possesso dei passeggeri erano tutti privi del previsto timbro d'ingresso nell'area Schengen. Il conducente, che li avrebbe trasportati attraversando il confine con la Slovenia, è stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Maggiore di Venezia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Noi ritorniamo ad Una Verde per un dramma sfiorato con un catamarano sportivo che si rovescia e con dei bagnini eroi che mettono in salvo lo skipper. Anna Maria Parisi. Attimi di autentico terrore nello scorso fine settimana ad Una Verde di Caorle, nei pressi del Molo 86. Il panico nelle acque del mare, tra urla, braccia che chiedono aiuto, lo scafo che poco alla volta sta per inabissarsi. Un catamarano sbilanciato presumibilmente dall'arrivo di un'onda anomala giunta all'improvviso, visto che il mare fino a poco prima era calmo con bandiera verde, si è rovesciato rischiando di trascinare a fondo lo skipper che si trovava a bordo. Provvidenziale e tempestivo l'intervento dei bagnini che con più pattini lanciati contemporaneamente in mare hanno remato con forza contro le correnti per raggiungere il naufrago. Una vera corsa contro il tempo mentre il catamarano continuava a piegarsi con l'acqua che entrava sempre più velocemente. Con grande sangue freddo e professionalità i bagnini sono riusciti a trarre in salvo il timoniere, riportando alla riva tra gli applausi dei bagnanti rimasti col fiato sospeso a guardare la scena. La cronaca sindacale con il caso Speedline, soltanto ieri l'apertura del ministro Adolfo Urso, oggi interviene il sindacato con la CISL che dice la cessione è la strada giusta, così il segretario Matteo Masiero. Riteniamo molto positivo l'intervento del ministro Urso e le sue dichiarazioni che rafforzano quanto aveva già detto quando è venuto a fare la visita in Speedline. Crediamo che sia il momento giusto per avviare la gara per la vendita dell'azienda e siamo certi che il lavoro fatto in questi mesi dai commissari e soprattutto dai lavoratori abbia riassestato l'equilibrio industriale di Speedline, facendola tornare a essere un'azienda in positivo. Soprattutto riteniamo che oggi abbia tutte le potenzialità per essere ceduta e tornare ad essere uno dei player industriali a livello mondiale. Crediamo che un aspetto importante nelle dichiarazioni del ministro sia quello per cui c'è la disponibilità del governo a mettere tutte le risorse e gli strumenti a sostegno del rilancio di Speedline, e dall'altra parte è assolutamente fondamentale la rassicurazione che ha dato il ministro verso il fatto per cui, qualora ci dovessero essere percorsi anche legali per andare a vedere quali sono le responsabilità, noi diciamo soprattutto di Ronald, per aver portato Speedline ad essere in quelle condizioni così critiche, vadano perseguite e vadano trovati i colpevoli e responsabili di quanto accaduto e del fatto che Speedline si sia trovato in una condizione di crisi industriale così complicata. Degrado e siringhe sul sagrato della chiesa, il Don si ritrova costretto a fare anche il netturbino, succede a Marghera oramai con frequenza, fenomeno dovuto allo spaccio troppo radicato sul territorio, sono le parole di Don Mauro.
A Marghera accade che il parroco debba armarsi di scopa e secchio e si ritrovi costretto, suo malgrado, a fare da sentinella al netturbino a seconda delle necessità. Sul sagrato della chiesa di San Michele in via Fratelli Bandiera a volte non si prega, ma si raccolgono siringhe infette, si ripulisce del sangue infetto lasciato dai tossicodipendenti. Qui Don Mauro Aglic, il parroco, si ritrova costretto a ridare dignità a un luogo sacro divenuto ricettacolo di sporcizia, droga e degrado. C'è chi parla anche di luogo divenuto incontro per la spartizione dello spaccio e che ci sarebbe stato pure un regolamento di conti tra bande con coltello, ma di questo il parroco non ne sa nulla, ci dice. Ciò che è certo è che il piazzale di proprietà comunale dovrebbe essere garantito dalle istituzioni, invece le scalinate e la rampa per le carrozzine fungono spesso da giaciglio al riparo dagli sguardi di passanti dello stesso prete dove farsi una dose di eroina, o diventino deposito di lattine o bottiglie di birra, cartacce e stagnole usate per il crack insieme ad altri resti dello spaccio. La fotografia di un degrado che non riguarda soltanto questa parrocchia, ma racconta di tante altre realtà del territorio. E non va meglio, al contrario, anche nell'altra chiesa dove Don Mauro riveste il doppio ruolo di parroco, quella di Sant'Antonio, sempre a Marghera. Noi ci eravamo già stati. Qui sbandati e tossicodipendenti si ritrovano numerosi e si bucano sotto al piazzale. Hanno trasformato il porticato della chiesa in un vero e proprio deposito a cielo aperto. Le coperte utilizzate anche come materassi e le inferriate del cancello trasformate in grucce per appendere giubbetti e altro ancora a mo' di armadio. Tutto sotto gli occhi di una città che assiste impotente a un problema noto da tempo e intanto a farne le spese sono i luoghi di culto e i parroci che li vivono quotidianamente. Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelau, ha convocato un incontro urgente il 25 di agosto per discutere della situazione della CAM, azienda storica del territorio. Non voglio rimanere sordo alle esplicite e dirette richieste di un mio intervento da parte di alcuni lavoratori, ha dichiarato, e per questo ho deciso di convocare l'incontro. Nelle mie intenzioni si tratta di un momento di confronto costruttivo per arrivare, se possibile, a uno sblocco della situazione di stallo che si è creata per l'azienda e i suoi lavoratori. Ho appreso, conclude Armelau, dell'istituzione da parte della Regione del Veneto del tavolo di crisi e sono certo che l'assessore Mantovan sta portando avanti tutti gli approfondimenti necessari per arrivare a possibili soluzioni. Così dunque a Chioggia. Noi ritorniamo a Venezia per una questione che riguarda il territorio, una piscina al posto del bosco dell'ex Bauer. La questione approda in Consiglio Comunale e i cittadini si organizzano con una passeggiata di mobilitazione. Non c'è pace per gli alberi a Venezia, questa volta a finire sotto i riflettori è il bosco che sorge, o sorgeva, sarebbe più appropriato dire, nell'ex Hotel Bauer, nell'area della Giudecca, alle Zitelle, a Venezia. Da diversi giorni sarebbe in corso l'abbattimento di numerosi alberi per lasciare spazio, secondo indiscrezioni, alla costruzione di una piscina. Tema approdato in Consiglio Comunale grazie a Giovanni Andrea Martini, che si è fatto portavoce di un fronte trasversale a difesa del verde urbano, sebbene privato, perché, chiede nell'interrogazione, l'abbattimento, sebbene in area di proprietà privata, è soggetto a restrizioni e richiede appunto autorizzazioni, soprattutto se si tratta di alberi di alto fusto o situati in aree vincolate. Per capire se c'è autorizzazione o meno per l'abbattimento di questi alberi. Certo è che il problema del verde a Venezia è un problema che viene sentito sempre più e anche oggi un gruppetto appunto di manifestanti c'era e presto insomma altre iniziative del gruppo Alberi saranno messe in atto. Rinviata nel frattempo a mercoledì prossimo, 27 agosto, la passeggiata di mobilitazione contro l'abbattimento del bosco dell'ex Bauer di cittadini e comitati contro è prevista per le 19 con ritrovo all'imbarcadero Giudecca Zitelle. Abbattere quel bosco significherebbe perdere un pezzo della nostra anima, dicono i cittadini. Questa mattina sono arrivati i vigili che sono stati avvisati da noi, del Comitato Spontaneo Alberi Venezia,
e la Lipu che ha inviato una mail alla Polizia Metropolitana. Adesso la palla passa a Cafarsetti. Spetta all'amministrazione chiarire dunque se vi siano state richieste di autorizzazioni, quali siano le reali intenzioni progettuali e soprattutto se intenda concedere l'ok alla prosecuzione dell'abbattimento dei folti alberi con annessi nidi e nidificazioni. E c'è poi il fronte delle scuole con l'assessore comunale Besio che traccia un bilancio in vista della ripartenza. Meno di un mese all'inizio della scuola, il Comune di Venezia rassicura le famiglie fugando i dubbi sollevati nei mesi scorsi. Se penso anzitutto alle preoccupazioni fugate che avrebbero visto a rischio le 2 prime classi delle medie Cervi dell'Istituto Comprensivo Trentin, e invece le 2 prime medie partiranno, una conferma importante attesa da tante famiglie e soprattutto costruita con un lavoro in sordina, in silenzio, a stretto contatto sia con loro che con la scuola, la dirigente Napolitano e in particolar modo l'ufficio scolastico. Altro sospiro di sollievo per la prima elementare a Casabioni che partirà, scuola San Giovanni Bosco dell'Istituto Comprensivo Baseggio, e è una conferma importante non solo per la frazione Casabioni nella municipalità di Marghera, ma anche per la scuola stessa che avrà un orizzonte di crescita e ovviamente per tutto il quartiere. Sempre a Marghera si passa da una a ben 2 sezioni della scuola dell'infanzia comunale La Sorgente. Buone notizie anche per nidi e materne. I dati ricalcano quelli dell'anno passato, quindi circa 2.200 utenti frequenteranno i nidi e le materne comunali. Ma la vera domanda, il vero parametro per capire se effettivamente il comune dà una risposta valida alle effettive richieste stanno i posti attivati. Ecco, abbiamo attivato tutto l'attivabile, cioè tradotto rispetto al numero degli iscritti pervenuti, il numero dei posti attivati è superiore, quindi siamo nella condizione di poter evadere tutte le richieste. E da Venezia è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.